Protestano i genitori un po' ovunque, dalla primaria a San Giovanni Bosco di Cassola. Ecco le mamme con i bambini, lo hanno deciso in tutta fretta ieri pomeriggio. Noi genitori non approviamo la chiusura delle scuole, siamo convinti che la DAD non è scuola, i bambini hanno bisogno di venire fisicamente a scuola, di stare tra di loro, di stare con le maestre, anche perché sono bravissimi a rispettare le regole come hanno fatto tutti questi mesi. Noi siamo anche qui per chiederci perché i bambini sono a casa, gli insegnanti sono stati vaccinati in questo momento, però le cassiere e tutti i negozi sono aperti e loro ci dicono che appunto per essere sicuri dobbiamo fare il vaccino. Allora le persone che hanno fatto il vaccino sono sicure e sono a casa, quelle che non hanno fatto il vaccino sono in giro. Sono già stati penalizzati tantissimo l'anno scorso. Siamo punto e a capo e alla notizia ragazzi lunedì state a casa la risposta è stata no mamma ancora. Io voglio essere come mio diritto una buona madre, una buona insegnante, ma lo Stato mi deve mettere nelle condizioni di fare bene le cose. Sono mamma di 7 figli, 6 da oggi sono tutti a casa, didattica a distanza, una bambina che frequenta la scuola materna qui a casa anche lei, con le difficoltà di gestire una professione che ho, abbiamo un'azienda, quindi dovremo lavorare, dovremo seguire i bambini, tutti a distanza, tutti chiusi nelle stanze da soli, ma la domanda più grande è: abbiamo fatto tutto, non si sono più interfacciati con i loro coetanei, non hanno più giocato, hanno osservato tutto quanto quello che c'era da fare. Quindi ci chiediamo perché la scuola viene chiusa quando è chiaro che qua nella scuola non è successo niente di così eclatante e importante da portare la scuola a chiudere. Ci sono cose di classe A e cose di classe B, quindi l'istruzione è diventata di classe B.